Si sono concluse le manifestazioni che hanno caratterizzato i 25 anni della fondazione del Club Soul Optimist di Agrigento, presieduto da Margherita Trupiano, con l'inaugurazione di una mostra fatta presso l'Archivio di Stato di Agrigento, messo a disposizione dal dirigente della struttura Rosanna Florio. La mostra mette bene in evidenza la crescita del Club di Sole Donne che ha avuto nel tessuto agrigentino, partendo dalla sua prima presidente, Caterina Busetta, fino ai giorni nostri. All'evento erano presenti tra l'altro tante autorità civili e militari, tra cui il primo cittadino di Agrigento, Francesco Miccichè, che ha presentato il progetto di Agrigento Capitale della Cultura alla presidente nazionale del Soul Optimist Club, Giovanna Guercio, presente ad Agrigento per tutta la durata dell'evento. L'inaugurazione della mostra dedicata ai 25 anni dell'impegno Soul Optimista nel territorio di Agrigento è un'occasione per sottolineare il valore degli archivi privati nella loro dimensione di esemplare testimonianza di attività declinate in tutti i settori del sociale e della cultura, ed è il segno tangibile dell'impegno profuso nel nostro territorio da parte di un gruppo di donne che hanno messo a disposizione della società impegno, talento, creatività, sensibilità, valori e intelligenza per offrire una serie quindi di servizi e anche di attività che veramente si configurano come esempi mirabili di azioni positive. La mostra sarà visitabile fino al 9 novembre dalle ore 10 alle ore 17:30 presso i locali dell'Archivio di Stato di Agrigento in via Mazzini 185. Hai voluto portare il saluto del Comune di Agrigento alla Soul Optimist, all'associazione che oggi vede con questa mostra all'Archivio di Stato la testimonianza di 25 anni di presenza nel territorio. Sì, io penso che l'evento oggi è importantissimo. La Soul Optimist International Club di Agrigento, con a capo la presidentessa Margherita Trupiano, abbia un ruolo importante per la nostra società civile. Questa mostra è nell'espressione, è la storia, sono 25 anni di attività di donne impegnatissime proprio sul sociale, e qualsiasi altra argomentazione è inutile qui esporla, penso che sia un fiore all'occhiello per la nostra Agrigento. Ringrazio sempre, sono lusingato per questo invito. È una mostra che nasce da un progetto nazionale di advisoring di cui la nostra Presidente Margherita Trupiano ha affidato a me di fare l'advisor proprio di questo progetto. Il progetto consiste nell'archiviare presso gli archivi di Stato o biblioteche il materiale che tutte le Presidenti abbiamo raccolto nell'arco di questi 25 anni. Ovviamente noi abbiamo mirato in alto, ci siamo subito raccordate con l'Archivio di Stato e abbiamo trovato una grande disponibilità. A quel punto, assieme ad altre due amiche Soul Optimiste, abbiamo raccolto tutto il materiale, lo abbiamo portato in archivio. Nel momento in cui abbiamo portato questo materiale in archivio, la dottoressa Rosanna Florio con grande generosità ci disse: ma qui ci sono delle cose importantissime, belle, le dobbiamo esporre. E così è nata la mostra, che durerà per 8 giorni fino al 9 di novembre, per cui se c'è qualcuno che sarà incuriosito a vederla può venire all'Archivio di Stato di Agrigento e vedere la mostra, che resterà ancora allestita per 8 giorni. Nella serata la presentazione dei 2 nuovi soci del club e quindi la relazione dei presidenti ai soci presenti sulle attività future del club. Presidente, allora un consuntivo di questi 3 giorni qui ad Agrigento con vari momenti, cui lei ha lanciato anche un messaggio sulle cose da fare il prossimo anno. Credo che sia emersa la grande vitalità di questo club, che sta vivendo un momento bellissimo, dove le socie fondatrici si sentono responsabili di far crescere le giovani, e questo è bellissimo perché è un momento veramente fondamentale, passare l'esperienza e lasciare il passo ai giovani. Questo è vero in azienda, è vero nelle famiglie, è vero nell'associazionismo ed è vero quindi nel nostro club.
club. Noi abbiamo quindi sentito parlare di tanti progetti, abbiamo visto tante figure diverse intervenire, tutte figure importanti nel club. Abbiamo visto l'ingresso di 2 bellissime giovani, bellissime dal punto di vista umano, che abbiamo apprezzato molto, e quindi il mio bilancio è tutto positivo, assolutamente positivo, e parto da Agrigento con veramente la speranza che le donne, come dice qualcuno, salveranno il mondo. Sono stati 2 giorni intensissimi, veramente straordinari, perché abbiamo avuto la possibilità di ripercorrere il nostro impegno soroptimista, avere con noi amiche da tutta Italia, avere con noi la Presidente nazionale che ha apprezzato il nostro impegno e anche le bellezze della nostra città. Dobbiamo ringraziare veramente quanti si sono adoperati perché questo evento diventasse un grande evento. La dottoressa Rossana Florio per la mostra all'Archivio di Stato, e ancora la nostra nuova socia Domenica Brancato e padre Pontillo, che ci hanno accolti nel Mudia, e tutte le amiche che si sono prestate per l'organizzazione. Il Parco Archeologico della Valle dei Templi, che tramite Valentina Caminneci ci ha permesso di gustare le bellezze archeologiche, e la nostra città, che è bellissima ed è stata apprezzata da tutti.